torniamo in studio. Prima di chiudere ancora una notizia: a Spadafora, nel Palermitano, c'è un cambio di scenario radicale al comune. A 2 giorni dalle dimissioni rassegnate dal primo cittadino, Lillo Pistone, l'intera compagine di maggioranza lascia il palazzo municipale. Dunque questa era l'ultima notizia. Io adesso vi lascio a Barzellette e poi a Insieme Story. Grazie per essere stati con noi, un buon proseguimento di serata su Antenna Sicilia. Arrivederci. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta. Buongiorno, benvenuti alla prima edizione del nostro telegiornale. Vediamo insieme i principali titoli. Messina si scava ancora, proseguono senza sosta le ricerche dei 2 dispersi. I commercianti da giorni si sentivano scricchiolii, sabato le prime autopsie. Ancora sangue sulle strade siciliane, l'ultimo tragico incidente nella strada provinciale 98 che collega Enna a Val Guarnera. Ha perso la vita un ragazzo di 26 anni. La notte scorsa a Palermo invece è morto un 28enne a Trabia, un'altra vittima grave, un centauro dopo uno schianto ad Agrigento. Carini, bimbo precipita dal balcone di casa, un volo di 2 piani, ha 8 anni ed è ricoverato in gravi condizioni ma cosciente. Si indaga, l'ipotesi è quella di una tragica caduta accidentale. Sconto sul gasolio esteso fino alla fine di agosto. Il Consiglio dei Ministri approva le nuove misure fiscali sul diesel e il taglio rimane di 17 centesimi. Catania, 3.500 monopattini che non sarebbero mai giunti in Italia e una fattura di quasi 5 milioni di euro fittizia. La truffa sulla mobilità sostenibile scoperta dalla Guardia di Finanza, che ha eseguito un sequestro preventivo per quasi 5 milioni di euro. A Modica, nel Ragusano, un'inchiesta scuote il mondo del volontariato e dell'assistenza a persone con disabilità. 13 indagati, 2 arresti domiciliari, tra questi il presidente della Onlus Anfas. Per il calcio, sabato sera all'esordio del Catania in Coppa Italia allo stadio Menti di Vicenza, sul fronte mercato Stoppa, ceduto a titolo definitivo al Campobasso. Bentrovati, in apertura dunque andiamo a Messina, parliamo ancora del palazzo crollato. Si scava senza sosta alla ricerca degli ultimi dispersi. Sabato le prime autopsie, un pool di periti nominato dalla procura dovrà accertare le cause. Le indagini si concentrano su alcuni lavori che si stavano svolgendo al piano terra dell'edificio, come ci racconta Tonino De Mana. Si scava incessantemente con il caldo che mette a dura prova la resistenza dei vigili del fuoco che da giovedì, notte e giorno, cercano di recuperare gli ultimi corpi dopo il crollo della palazzina a Pistunina. Squadre specializzate di soccorso, nucleocinofili, piloti di droni ed esperti nella conduzione di mezzi in movimento terra setacciano palmo a palmo quel che resta dell'edificio accartocciatosi su se stesso per un probabile cedimento strutturale sulle cui cause o concause un pool di esperti nominato dalla Procura di Messina dovrà far luce. Ieri gli interrogatori di 2 dei 3 indagati per omicidio colposo plurimo e disastro colposo, Pietro Leone, cugino delle vittime, ed Alessandro Panarello, che aveva commissionato i lavori per una macelleria, e sdrittato quello di Pasquale Dalì perché è ancora ricoverato per un trauma facciale riportato nel crollo. Tra le macerie si cercano ancora il marito di Rosa Leone, Santino Magazzù, ed il collaboratore domestico Lariu Varna Curarasia. Sono stati ritrovati nei giorni scorsi i corpi dell'imprenditore Carmelo Leone e delle sorelle Rosa e Sara e di Alessandra Frazzica, 21 anni, commessa del bazar cinese, la più giovane delle vittime. Per la morte di Alessandra, matricola del corso di laurea in lingue e letterature straniere e tecniche della mediazione linguistica, è arrivato anche il cordoglio dell'Università di Messina, che si stringe al dolore dei familiari. Sabato sarà conferito l'incarico per le autopsie e per ulteriori accertamenti tecnici, mentre i camion fanno la spola con il parcheggio rosso dello stadio San Filippo per depositare le macerie di un palazzo che, a detta di molti, scricchiolava e vibrava da diversi giorni. Proprio su questo aspetto la magistratura sta concentrando ogni sforzo
sforzo per accertare cause ed individuare i responsabili del disastro. Ancora sangue sulle strade siciliane, il bilancio degli incidenti mortali continua ad aggravarsi. Nella notte c'è stato l'ennesimo tragico frontale intorno alle 3:30 sulla provinciale 98 che collega Enna a Val Guarnera. In un tratto di strada a senso unico alternato un giovane di 26 anni si è schiantato con l'auto nell'area di cantiere in prossimità di una galleria. Le cause sono ancora da definire. Intanto ad Agrigento un violento scontro tra un'auto e uno scooter lascia un centauro in gravi condizioni. Nelle stesse ore a Palermo e Trabia altre 2 vittime. Davide Sardo. Ancora un grave incidente sulle strade di Agrigento. Un violento scontro tra un'auto e uno scooter ha provocato il ferimento di un centauro, ora ricoverato in gravi condizioni. L'incidente è avvenuto al bivio del villaggio Peruzzo. Per cause ancora in fase di accertamento, una jeep con a bordo una famiglia di turisti provenienti dalla Svizzera si è scontrata con uno scooter Yamaha. L'impatto è stato particolarmente violento. Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a 2 ruote, finito sull'asfalto dopo la collisione. Scattato l'allarme, sul posto sono arrivati i sanitari 118 che hanno prestato le prime cure al ferito prima di trasferirlo d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale di Agrigento. Secondo le prime informazioni, il centauro versa in gravi condizioni. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i carabinieri, una squadra dei vigili del fuoco e la polizia locale che ha gestito la viabilità durante i soccorsi ed eseguito i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dello scontro. Non solo a Agrigento, a Palermo un violento scontro tra uno scooter e un mezzo pesante è costato la vita a un giovane di 28 anni. Si aggrava anche il bilancio del tragico incidente di Trabia. È morto il motociclista di 42 anni, rimasto gravemente ferito nello schianto in cui aveva perso la vita una ragazza di appena 14 anni. Un'altra giornata segnata dal drammatico bilancio delle vittime della strada. Un bambino di 8 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto dal balcone di casa sua al secondo piano di uno stabile di Carini nel Palermitano. Il bimbo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Cervello di Palermo e ha riportato diverse fratture. Nonostante la gravità della caduta e dei traumi riportati, sarebbe rimasto cosciente. Indagano i carabinieri. Secondo le prime verifiche si sarebbe trattato di una caduta accidentale. Andiamo ai carburanti, perché per fronteggiare il caro carburanti il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri sera un nuovo taglio alle accise sul gasolio fino al 25 agosto. Lo sconto resta di 17 centesimi al litro. La misura vale 240 milioni di euro. Resta invece esclusa la benzina che sulla rete autostradale ha toccato la soglia simbolica dei 2 euro al litro in modalità self-service. Truffa su mobilità sostenibili e sequestrati beni per 4 milioni di euro, una inchiesta della Procura di Catania, indagati rappresentanti di 2 società. Orazio Longo. 3.500 monopattini che non sarebbero mai giunti in Italia e una fattura di 4.800.000 euro, priva di effettività sia sotto il profilo commerciale che giuridico. La Guardia di Finanza di Catania e di Modena ha eseguito un sequestro preventivo emesso dal Tribunale di Catania per un valore complessivo di 4 milioni di euro, ritenuto profitto del meccanismo fraudolento ipotizzato nei confronti di persone fisiche e società coinvolte in una frode connessa alla percezione di un finanziamento assistito da garanzia pubblica. Le investigazioni hanno riguardato un'impresa catanese operante nel settore della mobilità sostenibile. Gli accertamenti eseguiti hanno consentito di ricostruire un articolato meccanismo fondato su un fittizio aumento di capitale sociale dimostrato mediante un assegno bancario mai effettivamente negoziato. L'investimento doveva sviluppare una collaborazione con un'azienda nazionale operante nel settore della micromobilità per la gestione da parte della società beneficiaria dei mezzi sul territorio avvalendosi del marchio e della tecnologia dell'impresa. Una volta accreditate sul conto corrente della società richiedente, le somme del finanziamento sono state interamente trasferite nel giro di 72 ore a una società statunitense con sede nel Delaware. I rappresentanti legali delle 2 società coinvolte sono indagati per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, autoriciclaggio e false comunicazioni sociali, mentre nei confronti delle 2 società sono stati ravvisati anche illeciti amministrativi. A Modica adesso per l'inchiesta sull'Ollus Anfas che coinvolge anche il suo presidente Barbarino.
Incredulità e sgomento a Modica per l'inchiesta dei carabinieri che ha coinvolto l'Anfas cittadina. Sono scattati infatti gli arresti domiciliari per maltrattamenti aggravati dalla posizione di garanzia per il presidente Giovanni Provvidenza e per uno dei suoi operatori. Coinvolti anche 12 lavoratori della struttura, tutti giovani ragazzi volontari e operatori di servizio civile, indagati a vario titolo per maltrattamenti nei confronti degli assistiti. A Provvidenza è contestata anche l'ipotesi di esercizio abusivo della professione infermieristica. Secondo la procura, infatti, avrebbe consentito ai volontari privi di qualifica sanitaria di somministrare farmaci agli ospiti della struttura. Per alcuni degli 11 indagati è scattato il divieto di frequentare strutture e associazioni che ospitano persone con disabilità, mentre per altri la denuncia è a piede libero. L'indagine, condotta dai carabinieri del NAS e della compagnia di Modica, è partita circa un anno fa, a seguito di una segnalazione, e si è sviluppata attraverso anche intercettazioni ambientali. Le accuse sono ora al vaglio della magistratura. Andiamo adesso agli appartamenti anonimi di Palermo che in realtà celavano un giro d'affari legato ai piaceri sessuali. 400 clienti al mese, almeno 900 accessi documentati durante le intercettazioni e un giro d'affari ampio, anche se ancora da quantificare. 8 persone intente nel gestire il traffico sessuale in 2 appartamenti anonimi del centro di Bagheria in provincia di Palermo. È quello che ha scoperto la procura di Termini Imerese dopo mesi di indagini delegate alla sezione di polizia giudiziaria della stessa procura termitana. Al culmine delle intercettazioni video sul via vai di quegli appartamenti, il GIP ha firmato il provvedimento di sequestro di entrambi gli immobili, mentre sono 8 le persone indagate a piede libero. Il sistema di gestione del mercato del sesso era consolidato, tutto partiva da annunci su siti specializzati in incontri sessuali. Dopo il primo contatto online e la scelta della ragazza, seguiva il contatto telefonico per pattuire cifra, ora e luogo. I poliziotti hanno seguito l'iter e documentato il via vai di persone. 900 gli accessi ripresi nell'arco di poco più di 2 mesi, 400 i clienti. Poi è scattato il blitz che ha portato al sequestro degli appartamenti, ma anche di smartphone, computer e dispositivi elettronici in possesso degli 8 indagati. L'obiettivo degli investigatori è adesso quello di analizzare le chat e i tabulati per ricostruire la rete di contatti, definire con esattezza i singoli ruoli all'interno dell'organizzazione e verificare i flussi di denaro. C'è un sospettato, ma restano ancora molti punti da chiarire sul tentato duplice omicidio avvenuto nelle campagne di Riesi. Mentre migliorano le condizioni dei 2 feriti, i carabinieri continuano la caccia all'uomo. Sentiamo Rita Cinardi. È un 55enne con precedenti per reati contro la persona il principale sospettato del tentato duplice omicidio avvenuto nelle campagne di Riesi. L'uomo è ancora ricercato dai carabinieri che, con il supporto dello squadrone riportato Cacciatori Sicilia di Sigonella, continuano a battere le campagne attorno alla miniera Trabbieta La Rita, dove ieri un uomo di 58 anni e una donna di 40 anni sono stati feriti a colpi di pistola. Secondo quanto emerge dalle indagini, a indicarne le generalità sarebbe stato lo stesso 58enne ferito prima di perdere i sensi. Il movente resta però ancora da chiarire. Al momento non trovano riscontri investigativi le voci su una presunta infatuazione del sospettato nei confronti della donna, mentre resta assolutamente esclusa la pista mafiosa. È invece emerso che i 2 feriti erano legati da una relazione sentimentale. Intanto arrivano notizie incoraggianti dagli ospedali. La quarantenne ricoverata al Sant'Elia di Caltanissetta dopo un delicato intervento di neurochirurgia è in miglioramento e, come confermato dal primario del reparto di rianimazione Giancarlo Foresta, non è più in coma farmacologico. Migliora anche il 58enne ricoverato al Cannizzaro di Catania. Per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto saranno fondamentali le dichiarazioni della donna, che verrà ascoltata dai carabinieri non appena le sue condizioni cliniche lo consentiranno. Erano diventati l'incubo dell'outlet di Agira nell'Ennese. Ora sono stati smascherati dai carabinieri di Enna con la collaborazione dei militari di Agira, che hanno individuato gli autori di alcuni furti e tentati furti di autovetture che si sono verificati nei mesi scorsi nei parcheggi del grande outlet al Dittaino. Appunto. Il gruppo, attraverso un abile meccanismo, riusciva a manomettere i sistemi di accensione dei veicoli e portarli via con targhe clonate apparentemente pulite per gli spostamenti dell'autovettura appena rubata, che veniva poi trasferita in altre province limitrofe.
Ad Agrigento cresce la protesta dei cittadini per l'emergenza idrica, mentre in molte case e nei ristoranti l'acqua continua a non arrivare, per strada si disperdono migliaia di litri, come tante volte abbiamo raccontato anche all'interno del nostro telegiornale e nei servizi. Sullo stop alle autobotti esplode intanto lo scontro tra Comune, AICA e gli operatori del servizio, come ci racconta Davide Sardo. Nuovo fronte di scontro sull'emergenza idrica ad Agrigento. Dopo la sospensione del servizio di approvvigionamento con le autobotti, il Comune attacca AICA e parla di una grave violazione dei diritti dei cittadini, annunciando anche possibili azioni legali. Lo stop al servizio è stato deciso autonomamente dagli autobottisti in contrasto con il gestore AICA. Dunque, anche a lei manca l'acqua a casa ed è costretto a riempire il recipiente? Prima avevo dei bidoni e sollevare i bidoni era troppo pesante, ora ho comprato questo qua e praticamente andare a fare fila di 3-4 ore là sotto il sole, guardi come sono conciato. Io non arrivo a capire perché c'è questa ostinazione nel vietarci di avere l'acqua. Che cosa abbiamo fatto di male? Intanto, mentre in molte case e in diversi ristoranti l'acqua continua a non arrivare, lungo le strade si continua a sprecarla. Come mostrano queste immagini, un vero e proprio fiume d'acqua fuoriesce dalla scalinata tra via Manzoni, via Venezia e via Torino, sotto lo sguardo impotente di cittadini e residenti. Questa è una situazione che non può in alcun modo andare avanti, c'è profonda inefficienza e viene osservata anche sul fatto che riscontriamo, denunciamo e segnaliamo perdite idriche dovunque e non c'è quel servizio capace di garantire il ripristino in maniera immediata. Il Comune ha convocato un tavolo tecnico urgente con AICA, ATI e tutti i soggetti coinvolti per fare chiarezza sulla vicenda e ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile. Se non arriveranno risposte concrete, Palazzo dei Giganti è pronto ad avviare azioni legali a tutela dei cittadini. Dal 2028 dovrebbe arrivare il pedaggio sulla A18 Siracusa-Gela, ma questa autostrada è davvero pronta ad avere il pedaggio? Francesco Loi lo ha chiesto agli automobilisti che la percorrono quasi quotidianamente. Credo che ancora sia un po' presto per metterla a pagamento, perché non mi sembra tanto efficiente. L'autostrada Siracusa-Gela, che in realtà si ferma a Modica, sarà a pagamento. La notizia, che sta girando già da alcuni giorni, sta facendo storcere il naso a molti. Per noi che viaggiamo tutti i giorni, sarebbe un problema, ecco. Per me non è giusto. Dal 2028, quindi, Autostrade Siciliane metterà in funzione i caselli. Nel primo step sarà interessato il tratto tra Siracusa e Rosolini, poi quello fino a Modica. Qui siamo a 2 passi dallo svincolo di Cassibile. Fino a qualche anno fa lì in fondo c'erano i caselli, che a quanto pare a breve torneranno. Una cosa brutta noi che lavoriamo e facciamo vai e vieni tutti i giorni. Ma c'è anche qualcuno che la pensa diversamente. Come tutte le altre autostrade, una cosa normale, ci dobbiamo arrivare a quel punto. Rispetto alla Catania-Messina, la strada è simpatica. Degli oltre 130 chilometri di autostrada previsti, dagli anni 70 ad oggi ne sono stati realizzati in meno della metà. Eppure questa è una strada molto battuta non solo dai pendolari, ma anche da chi vuole raggiungere le mete turistiche della zona sud del Siracusano e del Ragusano. Ma la notizia del pedaggio sta rimbalzando anche tra i palazzi della politica, tra chi chiede di fare un passo indietro e chi invece propone una tariffa ridotta per i residenti. Il commissario nazionale per la frana di Niscemi venga in Consiglio Comunale a riferire pubblicamente sullo stato degli interventi e sulle ragioni dei ritardi nell'avvio dei lavori. Lo chiede il Comitato Evento Franoso, che rappresenta gli sfollati di Niscemi, che hanno dovuto lasciare le loro abitazioni e le attività per la frana degli scorsi mesi. Inoltre denunciano il ritardo nell'avvio dei lavori e nelle procedure di ristoro per le abitazioni coinvolte, oltre alla situazione di incertezza che vivono molte famiglie da più di 6 mesi perché non conoscono ancora la sorte della propria casa.
Andiamo adesso a Catania. Per la sicurezza dei medici negli ospedali, al pronto soccorso del Rodolico di Catania arrivano le bodycam per il personale sanitario, una misura sperimentale che ci racconta Adelaide Barbagallo. Un piccolo dispositivo da indossare sopra la divisa e all'occorrenza azionare. Sono le bodycam, da oggi in uso al pronto soccorso del Policlinico di Catania per garantire la massima sicurezza a chi cura e a chi viene curato. Da oggi medici, infermieri e operatori sociosanitari li indosseranno. I dispositivi non saranno sempre accesi, il personale li attiverà esclusivamente in situazioni di reale pericolo o di potenziale aggressione. Verrà emesso un segnale acustico e nel display apparirà la scritta dell'area in cui è scattata l'emergenza. Nel frattempo la bodycam registrerà tutto. L'obiettivo è fare da deterrente contro i violenti, tutelare chi lavora in prima linea e assicurare al contempo la serenità dei pazienti e dei loro accompagnatori. Consente alle forze dell'ordine di far scattare gli automatismi per cui possono intervenire non solo nel momento in cui avvengono i fatti, ma anche nelle ore successive, quando magari l'autore del fatto si è allontanato e scappato. Ovviamente è uno strumento, non è l'unico, va appaiato e accompagnato con la formazione dei nostri operatori per gestire i momenti di criticità che ovviamente accadono, perché è il momento più dedicato, di massima fragilità del soggetto in cui si appresta a entrare in un pronto soccorso. Tutto avverrà nel pieno rispetto delle norme sulla privacy e sulla protezione dei dati personali. Lo spettacolo adesso con il teatro all'interno delle catacombe. Orazio Longo. Il rumore del silenzio è la spiritualità, ma è anche il teatro, la memoria. Strepitus Silenzi, le notti delle catacombe, è la rassegna che ha preso il via a Siracusa nella catacomba di San Giovanni. La rinascita dell'anima alla vita eterna. Strepitus Silenzi come fragore del silenzio, questo silenzio che ci ricorda che questo luogo è memoria, è comunità, come le comunità dei cristiani che rendevano omaggio ai propri defunti. 15 serate per tutto il mese di agosto per immergersi nella storia di Siracusa attraversando le gallerie della catacomba. È un viaggio nel vero senso della parola spirituale, perché si entra in contatto con quello che è stato questo mondo che sembra così antico ma che è ancora così attuale. Tutto quello che vediamo in catacomba ci parla di vita. Oltre a Marinella Scognamiglio e Attilio Ierna, fanno parte del cast di Strepitus Silenzi Doriana Lafauci e Caterina Pugliese, musiche di Romualdo Trionfante e Luciano Maria Moricca. Ci fermiamo per una pausa, tra poco lo sport. Ritorniamo in studio con lo sport, il calcio, perché sta per alzarsi il sipario sulla nuova stagione del Catania, che sabato sera affronterà il Vicenza per il primo turno preliminare di Coppa Italia. Intanto la dirigenza etnea lavora per completare l'organico, come ci racconta Tonino De Mana. Si avvicina a grandi passi l'esordio in Coppa Italia con il Catania che a Norcia intensifica gli allenamenti in vista del primo test ufficiale, ovvero la gara di Coppa Italia contro il Vicenza, neopromosso in Serie B. Mancano pochi giorni alla sfida e mister Longo sta facendo salire i giri del motore, consapevole però di avere una macchina in rodaggio e soprattutto incompleta. In entrata servono almeno 2-3 innesti di qualità ed uno di questi potrebbe essere Yuri Rocchetti, classe 2003, elemento duttile capace di ricoprire più ruoli, esterno o centrale difensivo o laterale di centrocampo. Per l'attacco piace Massimo Coda, seguito anche in Serie B, ma l'età del giocatore, 37 anni e l'eccessivo ingaggio, non convincono pienamente la dirigenza etnea, che nelle ultime ore avrebbe rivolto le attenzioni su Cosimo Patierno, da almeno 2 anni nel mirino del club di Pelligra. Patierno, la scorsa stagione ad Avellino in Serie B, ha disputato 24 partite, la metà da titolare, segnando un solo gol. Score decisamente diverso l'anno precedente, sempre con l'Avellino, con 15 reti decisive per la promozione tra i cadetti degli Irpini. In uscita è ufficiale il passaggio di Stoppa al Campobasso, con le valigie pronte anche Dini e Di Noia. Questi ultimi sarebbero finiti nel mirino del Barletta. Capitolo abbonamenti, già 7.756 le tessere sottoscritte dai tifosi rossazzurri.
Bene, questo era l'ultimo servizio del nostro telegiornale. Io adesso vi lascio alla rassegna stampa a cura della collega Lorena Dolci. Prossimo appuntamento con l'informazione su Antenna Sicilia alle 13:30. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di giornata, arrivederci. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.